Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare un po' cosa mi ha detto l'altro giorno il Dante, no? Perché il Dante sapete che io ogni tanto lo incontro quando mi fermo in moto al Bar della Pace e l'altro giorno l'ho incontrato di nuovo, il Dante subito, bisogna dire che quando c'è da offrire un caffè macchiato lungo alla Sindona, scusate non alla Sindona, lui non li offre alla Sindona, però voglio dire quando c'è da offrire un caffè macchiato il Dante c'è e se c'è il Dante col caffè macchiato c'è anche il vostro Marietto veneziano. E l'altro giorno io arrivo in moto, tac, il Dante mi vede da lontano, uè Marietto! E il Marietto subito corre. E dico, come va Dante? E il Dante mi dice, guarda, c'è qualcuno che sta spifferando cosa penso io, cosa dico io. Io dico, oh, Dante, io sono sempre in giro da solo in moto, lo sai, Poi, sai, al massimo posso pensare a voce alta dentro il casco, ma lo sai che io non spiffero niente a nessuno. Il Dante mi guarda e mi dice, lo so, di te Marietto mi so fidare perché sei una tomba. Bravo. Chiaramente io ho fatto subito giuro in giuretto e ho messo a posto la cosa e mi sono bevuto un caffè macchiato lungo. E cosa mi ha detto il Dante? Il Dante, sapete che ogni tanto il Dante parte. Ha cominciato a spiegarmi chi comanda la palla. E io dico, ma di che palla stai parlando? La palla con la terra e con l'acqua, il mondo. Io dico, ma Dante, qui non spararle grosse. E il Dante è partito. E quando parte il Dante apre il Vangelo non ce n'è più nessuno. Adesso vi racconto cosa mi ha detto. Io però queste cose qua non ci credo e se qualcuno viene a dirvi che le dico io dico subito che nego tutto. Signori, amici, io sto pensando a voce alta in moto dentro il mio casco. Bene, allora io becco il Dante mi dice, ma sai, il mondo, caro mio, è fatto a 5 strati, come una torta. Come 5 strati? Sì. Nel primo strato ci sono quelli che dormono, i dormiglioni. E la miseria, ma chi sono questi dormiglioni? Noi. Veramente? Sì. Mi ha detto proprio così. Io sono rimasto lì a bocca aperta. Dico, allora noi siamo tutti dormiglioni? Sì. E il secondo strato chi è fatto? Gli è fatto dagli esoterici. Sono quei tipi che a un certo punto si incominciano a svegliare, cercano realmente chi sono, ma alcuni diventano preti, altri diventano religiosi, altri vanno a cercare la quinta dimensione, insomma, lì se ne sente di tutti i colori, E questi sono gli esoterici, con la X, esoterici. Porca paletta. Allora tu dici che complottisti, tu dici che questi santoni che li senti sul web, che cominciano a parlare di quinta dimensione così, quelli lì che vanno a dire che esistono gli extraterrestri, sì, quelli sono esoterici. Porca la miseria. E poi un altro strato, qual è Dante? Il Dante, insomma, sapete che le spara grosse. Io infatti avevo già lì il giubbetto e anche le schienale per quando cado in moto ed ero ben protetto. E il Dante dice, dopo gli esoterici ci sono i mesoterici. Dico, Dante, cosa sono questi mesoterici? Sono una via di mezzo un po' più profonda di questi pseudo mistici, no? Diciamo così, e sono ancora però attaccati ancora all'esoterismo, praticamente sono un pochettino un po' più in giù, un po' più nella profondità del nucleo, però diciamo che si può incominciare già a parlare di quasi maghi, sono quasi dei maghi, chiamano i geni, fanno alta magia operativa, insomma si muovono le forze eteriche, roba del genere. Generalmente te li puoi trovare anche in astrale e sono belli svegli. Porca. E poi è tutto lì. E il Dante lo dice, no, mica tutto qui. Poi, più in profondità, dopo gli mesoterici, ci sono gli esoterici con la S. Esoterici mi dice, ricordatelo bene la parola esoterici. Porca paletta, Dante. E chi sono questi esoterici? Gli esoterici sono già a un bel livello, no? Sono persone praticamente tipo i Rosa Croce, i cabalisti, di un certo livello chiaramente, i tibetani e questo nucleo qui che sono praticamente dei personaggi che si stanno scollegando da quelli che dormono, dagli esoterici, dai mesoterici e praticamente sono quelli che gli esoterici diciamo danno una bella spunta, tengono in equilibrio questo mondo. E allora io dico, Dante, ma è tutto qui la storia oppure c'è qualche cos'altro? Il Dante mi dice, e poi alla fine della fiera questa palla, questo globo di terra e acqua, è governato da un gruppo, anzi diciamo da 5 settori mistici che si sono divisi questa palla, che sono i gruppi misterici. Ce ne sono 5
che praticamente se noi li incontrassimo potrebbero sembrare persone normali, ma che nella realtà loro vivono nel mondo a venire, quello che i cabalisti chiamano mondo a venire, ma che è già qui presente, dove loro sono immersi e sono immersi sia di qui che di là. Certo non ce ne sono tanti, mi dice il Dante, no? E mi ha spiegato che questa palla è divisa in 5 gruppi. Lui ne conosce un paio, tibetani e cabalisti, che poi, visto che le punte si toccano, è la stessa cosa. Quando uno di questi gruppi mistici pensa, tutti gli altri riescono a sentire cosa pensa e si muovono di conseguenza. Però c'è un problema, che a quel livello lì, a quel livello dei gruppi mistici, lì non esiste la cattiveria, le cose che si fanno la bua, e quindi loro per poter parlare con quelli che dormono, i dormiglioni, quelli come il vostro Marietto che sono sempre mezzi addormentati perché prendono troppa melatonina, quelli lì allora devono scendere, uscire dal loro sistema, e purtroppo quando scendono ci sono gli esoterici che sono gelosi, e dentro gli esoterici ci sono anche i negromanti, e li massacrano. Ma perché questi dal gruppo misterico scendono fino a noi per spiegarci qualcosa? Perché vedono che le cose qui stanno andando un pochettino male e allora ogni tanto ne mandano giù uno, tipo il Buddha, Osho e quant'altro, Gurdjieff e quant'altro. E loro vengono giù e ci stanno spiegando e ci spiegavano come bisogna raddrizzare la barca. Dico Dante, questa è un po' grossa, Questa è un po' grossa, però ti giuro che io questa cosa qui faccio giuro in giuretto, non la vado a dire in giro a nessuno. Al massimo posso pensare a voce alta quando sono in giro da solo in moto. Il Dante mi dice, bravo, te lo dico io a te e basta, mi ha detto. Oh Dante, fidati, io sai che questa cosa qui. Allora, ricapitolando Dante, spiegami bene. Ci sono 5 gruppi praticamente, noi dormiglioni in 7-8 miliardi, giusto? Bravo, mi ha detto il Dante. Poi ci sono gli esoterici che sono un po' un mix di religiosi, di negromanti, insomma quelli che incominciano a capire che insomma bisogna un po' svegliarsi a questo sonno, e il Dante mi dice bravo. E poi gli dico, poi ci sono i mesoterici che sono gente che si vuole staccare dalla necromanzia, dalle religioni di Stato, roba del genere, che cercano qualcosina, bravo ancora il Dante. Ok, io mi sentivo quasi un santo quando il Dante mi diceva bravo. E poi ci sono gli esoterici che sono già a un buon livello, cominciano a fare alta magia operativa, insomma cercano di elevarsi a livelli spirituali più alti, però non sono ancora in questi gruppi misterici che come dice il Dante, ce ne sono 5 in tutto questo pianeta. Il Dante mi dice ancora bravo. Poi mi sentivo promosso, cavolo. Beh, morale della favola, il caffè è finito e il vostro Marietto ha finito anche oggi la pillola. Quindi il vostro Marietto vi chiede, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Hildegarda e del Marietto Veneziano. Mi raccomando, anche un bel super like, tira sempre su di morale e anche su di visualizzazione sul tubo. E poi anche, se volete, potete venirci a trovare nel sito del capitano.altervista.org per scaricare i PDF gratuiti di radiestesia radionica, oppure di venire nei gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!